Mister, si è chiuso l'11° ritiro del Napoli in Val di Sole. Lei a Napoli alla presentazione disse che alla Val di Sole per essere perfetta mancava solo il Vesuvio. Sul vulcano ci stiamo lavorando, ma come giudica questo periodo di ritiro e l'accoglienza che ha ricevuto qui a Dimaro Folgarida? Allora, con quello sarebbe stato una cosa magnifica, però ci siamo sentiti come a casa comunque. Siamo stati molto bene, l'accoglienza del sindaco Lazzaroni con Tito e Riccardo dell'albergo, con tutta la gente della Val di Sole, del Trentino che ci hanno trasferito questo loro entusiasmo, questa loro disponibilità a metterci tutte le cose che a noi ci volevano per trovare poi i watt per l'inizio di campionato nella maniera giusta.